Parte una sperimentazione su 30 giorni, il 25 aprile è il primo giorno di contributo d'accesso con lo scopo di trovare un nuovo equilibrio tra i visitatori e i residenti che vivono nella nostra città. L'inizio del nuovo anno vedrà dunque l'avvio della sperimentazione tanto discussa del contributo d'accesso, che ha l'obiettivo di gestire i flussi turistici in città. Funzionerà così. Con un portale online in funzione dal 16 gennaio, quindi da martedì, in cui il visitatore prenota la sua visita. Se è un visitatore chiamato anche a contribuire appunto, con i famosi 5 euro di contributo, pagherà. Se è un veneto o comunque una persona esente, dichiarerà di essere o veneto o esente, ma dovrà comunque prenotarsi. È chiaro poi che nei prossimi giorni seguiranno informazioni per i lavoratori pendolari, per gli studenti, per gli ospiti degli alberghi, che sono comunque esclusi dal pagamento, esclusi dalla prenotazione, ma dovranno una volta all'anno semplicemente registrarsi con 3 battute di tastiera in un form online molto semplice. Lo scopo è non creare disagio. Venturini poi fa chiarezza sulla questione tornelli. Nessun cancello, appunto nessuna barriera all'ingresso, solo dei totem che segnaleranno questi due portali di accesso. Ci saranno in alcuni punti che sono i terminal di accesso, quindi il terminal acqueo della Cornoldi di Riva degli Schiavoni per chi arriva in lancione, il terminal di Piazza Noma per chi arriva in auto, il terminal ferroviario della stazione Santa Lucia, dei controlli operati da personale qualificato che si identifica con pettorina, in cui si chiederà alle persone che entrano all'interno della città storica di esibire un controllo, di esibire il titolo con cui si entra, ovviamente con la possibilità di sanzionare quelle persone che si vede che vogliono forzare o vogliono fare i furbi. Ci sono poi orari precisi. Dalle 16 non sarà più in funzione il contributo d'accesso, quindi noi invitiamo anzi a venire a cena a Venezia, perché è anche la parte più magica, il momento più magico della giornata, la sera, il tramonto e la notte, e quindi appunto per non creare disagi ulteriori e protratti anche alle attività ristorative serali, il contributo d'accesso è in vigore dalle 8:30 alle 16.